Active Network che attacca da sinistra verso destra, primo possesso del pallone per i padroni di casa, risponde a destra verso sinistra il Villa Aurelia, tutto è pronto per l'inizio del match. Ecco la centrata con Diego Lopez che scambia con Pablo Sanchez, l'appoggio poi a sinistra, Villa Aurelia che non arretra, anzi cerca la pressione offensiva sui padroni di casa. Ricordiamo la squadra in maglia bianca è anche capolista e soprattutto sarà una probabile partecipante al prossimo campionato di Serie B, vista la classifica quasi trionfale della squadra di Viterbo che prova a salire verso la tre quarti avversaria con Oscar Perez Garcia che va da Pablo Sanchez, quindi Diego Lopez, scambio tutto iberico della squadra in maglia bianca che ora centralmente prova ad infilarsi tra le maglie del Villa Aurelia che cerca di rubare il pallone e poi il gran numero di Oscar Perez Garcia d'alta scuola, quindi Diego Lopez nell'1 contro 1 cerca di superare il numero 5, poi lancio lungo, l'uscita da parte di Mastro Pietro che torna in porta tra gli applausi. Santo Massimo aveva cercato con il lancio lungo di sorprendere la retroguardia di casa, ospiti che vanno dunque alla prima rimessa laterale nonché al primo possesso palla giocato da Stefano Pizzei, l'ex Valencia per Jacopo Santomassimo. C'è il portiere di movimento che deve tornare in porta, si trattava di Luca Sebastiani. Oscar Perez Garcia, Diego Lopez, Oscar Perez, Pablo Sanchez si appoggia a Pego, Mariano Pego duetta con Diego Lopez, non ci sono spazi, l'Active pazientemente perde però il pallone con Santo Massimo che prova ad andare via, non subisce il blocco secondo l'arbitro, ripartenza Active Network, Pablo Sanchez per Pego, dall'altra parte c'è Diego Lopez, Pego si perde in un bicchiere d'acqua, poteva davvero servire facilmente il compagno sul secondo palo, era un'ottima occasione e l'Active torna in possesso del pallone con Oscar Perez Garcia, Diego Lopez. Oscar Perez rischia su Crescenzo, poi chiede l'1-2, la suolata, davvero l'Active gioca sul velluto ma non riesce a trovare la chiave del vantaggio. Villa Aurelia che al contrario deve giocare di rimessa come in questo caso con Santo Massimo che si appoggia a Pizzei, a destra per Sebastiani, gioca col quinto uomo il Villa Aurelia, il lancio lungo a servire poi di prima il tentativo da parte del numero 17, il pallone è uscito, anzi il numero 9, e allora Active che può rigiocare la sfera. Oscar Perez Garcia chiede lo scambio, Pego in appoggio, Diego Lopez, Pablo Sanchez in mezzo, Santo Massimo chiude. Gioca al centro, è un po' vulnerabile adesso la difesa dell'Active Network, infatti Di Bartolomeo prova ad approfittarne, vince anche il rimpallo, va anche al primo tiro in porta, poi Santo Massimo, Diego Lopez, Graziani, Santo Massimo, spara di parecchio fuori, c'è quindi rimessa laterale in favore, anzi rimessa dal fondo in favore di Mastro Pietro. Pablo Sanchez, Diego Lopez, Pablo Sanchez, Pego sposta Santo Massimo, Pego contro il portiere avversario, grande uscita da parte di Sebastiani. Giocata corta, ma va ripetuta la battuta. Oscar Perez mette forte dentro, non c'è nessuno. Graziani, Santo Massimo, Pego,
Lui sa, il figlio che ha militato in questa squadra. L'anno scorso quante presenze? Pablo Sanchez. No, 3? no, quasi la fortuna in mano. Ostia. È rimessa laterale che va ribattuta, quindi Pablo Sanchez se la porta sul destro. Sanchez, Sebastiani che spinge, poi Oscar Perez, ripartenza cercata dal Villa Aurelia. Salto Massimo, Graziani, la pressione dell'Active funziona, possesso palla per la squadra di Salvicchi con Diego Lopez. Proverà ad andare nell'1 contro 1, la sua caratteristica principale, lo fa Diego Lopez, poi si ferma, se la perde, riesce a toccarla comunque con la punta. Quanto basta per tornare in fase di impostazione? Diego Lopez, Pablo Sanchez, Pego, Sebastiano, Costantini, Di Bartolomeo, c'è rimessa laterale, torna in pressione il Villa Aurelia, chiamato a gran voce dal tecnico Biolcati. Pablo Sanchez trova lo spazio per il passaggio. Diego Lopez, Oscar Perez, Pablo Sanchez, se la perde Pego, rischiando da ultimo, poi chiede detta l'1-2, colpisce troppo forte il pallone e non riesce a controllarla Oscar Perez Garzia. Santo Massimo, Astolfoni, Lopez, ci arriva per un soffio Veronica, poi di Lopez. Diego Lopez cerca il tunnel, Santo Massimo gliela porta via. Astolfoni, Santo Massimo, Astolfoni, tiro contrato, calcio d'angolo, il primo della gara in favore del Villa Aurelia. Battuta forte dentro, Diego Lopez in tandem con Mastro Pietro, provano a pulire l'area, è un po' complicato ma con grande tecnica escono e ribaltano l'azione. Lopez punta all'uomo, se la perde Lopez. Vai Alessà! Come c'è l'italiano? Noi abbiamo ben il 40% come squadra italiana. E più lui è italo, quindi il 60% di italiano. Diego Lopez, Pego, Lopez, Oscar Perez Garzia si ferma, dà per Pablo Sanchez, esplode il destro che termina fuori. Rapino, subentrato, Guglielmo Rapino, si crea lo spazio per il tiro, spostato da Pego, ripartenza dell'Active Network con Lopez e Sanchez. Lopez aspetta l'arrivo di Sanchez, il controllo che mette in difficoltà la difesa del Villa Aurelia, ma non Sebastiani. Palla persa, Villa Aurelia che con coraggio ora si riversa in avanti. Astolfoni, Pego, va Pego, angolo anche per l'Active Network. Feliziani,
Pablo Sanchez, Diego Lopez, Pablo Sanchez, spazi intasati, Pego cerca il numero, la perde, Rapino gliela porta via, poi la giocata di Rapino, ma c'è un fallo. Barone, Santomassimo, Rapino, fa spazio a Stolfoni, di nuovo Guglielmo Rapino, Santomassimo, Sebastiani, Mastro Pietro, palla bassa e corta per Sousa, la prima palla toccata dal numero 11, Mancino, eccolo Sousa, chiede lo scambio a Lopez, subisce forse un blocco, si continua a giocare, la prende comunque Omar Iglesias Sousa, che va da Lopez, Pablo Sanchez, di nuovo Sousa, fallo, Sono due però, sono due falli, Pablo Sanchez, Santomassimo, lancio lungo, controllo buono di Astolfoni che poi riesce a giocarla per Rapino, Rapino spalla la porta, si mette in difficoltà da solo, infatti la porta via Omar Iglesias Sousa, poi Santomassimo a dar manforte alla difesa e la scivolata di Feliziani e la rimessa laterale per il Villa Aurelia. Palla sulla corsa per Barone, Gianluca, falli uscire. Pablo Sanchez, Diego Lopez, Pablo Sanchez per Diego Lopez, in anticipo Santomassimo, Sanchez, Feliziani, Sanchez, Sousa, chiude Santomassimo, è del numero 6, la rimessa laterale, al momento uno dei migliori in campo per i suoi, Jacopo Mattias Santomassimo, un giocatore ex Simald Ardenza, ex Lazio Calcetto. Feliziani, Pablo Sanchez, Jorge Perez Seide, falla girare senza fretta. anticipo di Santomassimo che esce palla al piede, subisce un blocco, Rapino potrebbe dare a sinistra ad Astolfoni, va da solo il numero 4. Feliziani, numero cercato da Jorge Perez Seide, Rapino perde il pallone, Pablo Sanchez prova a trasformare l'azione, serve a destra, Sousa che se la trascina fuori. Santomassimo, Rapino,
scivolata di Jorge Perez. Pablo Sanchez, Omar Iglesias e Sousa, accelera Sousa, se ne va Sousa, viene rimontato dal buon intervento di Barone. Di Bartolomeo, Barone, Rapino, è mosso brutto saltare Sousa, poi esagera Rapino e forse arriverà anche un fischio cumulativo. Pablo Sanchez, Omar Iglesias Sousa, chiede lo scambio, Sanchez se la perde, Rapino, molto stanco il numero 4, infatti arriva il cambio per lui. Santo Massimo, Pizzei, Feliziani in chiusura, sfortunato Mastro Pietro, riesce a farla sua, poi Omar Iglesias Sousa fa tutto da solo il numero 11, se ne va Sousa, viene forse trattenuto, la tiene in campo Sousa! Ma deve fischiare, oh! Andiamo Marco, si va bene, dai! Sanchez colpisce su un tiro scoperto di piattone, il Ehi, pallone ti stanno però finisce facendo i alto. falli qua davanti, ci guardi? Santo Massimo, palla in mezzo, la puntata di Di Bartolomeo che ha avuto l'occasione dell'1-0 per il Villa Aurelia. L'Active che non riesce a trovare la chiave per stanare il Villa Aurelia. Santo Massimo, Di Bartolomeo, Sanchez, Omar Iglesias, accelera il numero 11, ha spazio per il sinistro, lo prova ma colpisce maldestramente il pallone. Santo Massimo, chiuso da Feliziani, quindi Pizzei. Bravo Ale, bravissimo. Santo Massimo, Ale, grandissimo Ale! Ma quella l'hai vista, rotto in culo! Sebastiani, Pizzei, Di Bartolomeo, Jorge Perez Seide, sfida la difesa avversaria, salta Santo Massimo, Jorge Perez si accentra, Jorge Perez e il tiro viene deviato e quindi la riconquista ancora Santo Massimo che da Di Bartolomeo, la seconda occasione per il Villa Aurelia, il secondo errore del numero 17 che non prende la porta. Jorge Perez, Graziani, Santo Massimo,
Non lasciare il centro subito. Vannuccini, Jorge Perez Seide, Sousa di piattone addosso a Sebastiani. Ora anche l'Acti fa la sua occasione per andare in vantaggio. Santomassimo, 2 contro 1 del Villa Aurelia. Santomassimo se la sposta sul destro e perde forse tempo, e allora rimonta Omar Iglesias Sousa, che a sua volta la riperde, la riconquista allora Pizzei, che apre a sinistra, male per il compagno. Seca Mendes ha dato a Jorge Perez Seide, i due si cercano, il palleggio all'altezza del calcio d'angolo. Santomassimo, Iglesias Sousa prova ad andare via, mette dentro col destro, Santomassimo intercetta, ripartenza del Villa Aurelia, solo 2 contro 2, Santomassimo si accentra, si crea lo spazio per il tiro, Santomassimo la mette sul secondo palo ma viene chiuso da Vannuccini. Palla sul secondo palo, il tiraggio di Bastiani, il Villa Aurelia è in vantaggio 1-0. Sorpresa completamente la difesa dell'Acting Network, Graziani segna il vantaggio per gli ospiti. Ma lo stai manco sulla riga, imbecille! Che cazzo hai visto? Stavi qui, stai! Dai Marco, dai! Sta per arrivare il time out del Villa Aurelia, andato in vantaggio il minuto numero 24. Fonseca, Vannuccini, Jorge Perez, Diego Lopez, il numero di Diego Lopez, il sinistro di Diego Lopez, da posizione impossibile con l'aiuto del terzino avversario fa 1-1 Acting Network. Si riprende a giocare con l'1-1 appena siglato dall'Acting Network sul Villa Aurelia. Sebastiani, Rapino, Pizzei, Rapino forte sul secondo palo, Pablo Sanchez tocca, Vannuccini non si fida della ripartenza, la deve dare a Diego Lopez che si accentra, Diego Lopez cerca il numero, raddoppiato, anzi era Pegu, quindi in testa il palo da parte di Pizzei. Pablo Sanchez, Pegu, Pablo Sanchez, Mariano Pego,
Rapino. Pablo Sanchez. Jorge Perez. Pablo Sanchez. Pego. Il numero di Pego sul Rapino. Guadagna campo Pego. Altro numero. Gran giocata di Pego. Via, via. Oscar Perez. Fonseca Mendes rischia da ultimo. Oscar, anzi Pego va a calciare e mette fuori da buona posizione. Che ci motiva dal centro, motiva da reale, che dove la porta ti stringe. Ora però Di nuovo Pego. ora si pensa dal centro, bella la data bene. Fallo. Ha capito, tu abiti lì da loro. Se no più strano. Piano che ci dai fastidio. Ecco. La da qua, la da qua. Santo Massimo. Costantini. Santo Massimo. Il rimpallo favorisce Oscar Perez Garzia. A destra c'è Fonseca. Giocata all'indietro per Pablo Sanchez ed esterno. Mette in mezzo per la puntata da parte di Fonseca Mendes, che poteva far meglio da quella posizione. Poca cattiveria per l'Active Network. Pablo Sanchez. Mastro Pietro, Pablo Sanchez. Con molta tranquillità. Oscar Perez Garzia. Pego. Suolata e il tiro di destra tentato da Fonseca Mendes, che finisce alto. Pallone sul secondo palo, Mastro Pietro. Quando passa l'arbitro, Pablo Sanchez. Allora se non cambia le marcature, portali fuori. Pablo Sanchez. Pego. Sanchez male nel controllo. Rapino. Gli soffia il pallone e allora Sanchez dà per Fonseca Mendes. Direttore di gara che ferma il gioco cumulativo, assegnato al Villa Aurelia. Sebastiani. Sta per arrivare il fischio del direttore di gara della fine del primo tempo. Ormai è scoccato il 30°. Pego. Lancio lungo. Mastro Pietro la fa sua. E termina qui il primo tempo 1-1 tra Active Network e Villa Aurelia dopo i primi 30 minuti di gioco. Sta per riprendere il match qui al Cruz Viterbo. Active Network in risultato di parità sul Villa Aurelia. La squadra in maglia bianca che attacca da destra verso sinistra è riuscita a pareggiare al minuto numero 25.
il gol dei padroni, degli ospiti, scusate, in maglia rossa, che attaccano da sinistra verso destra in questo secondo tempo. Diego Lopez, Pego, Pablo Sanchez, Pego, Sanchez, Pego, si allunga il pallone, può entrare in area di rigore, Pego gioca un po' troppo sulla linea laterale, se la perde. Sul pallone. Santo Massimo, Pizzei, Santo Massimo, Ha tenuto la palla in mano 5 minuti. Sanchez, Pizzei, Pablo Sanchez dà per Mariano Pego, lo scambio con Diego Lopez, di tacco Lopez. Ha esagerato, Sebastiani prova ad uscire e si complica la vita. Anche se viene applaudito con coraggio dai compagni. Diego Lopez, Pablo Sanchez, Mariano Pego, Oscar Perez, Garzia, Diego Lopez, Pablo Sanchez. Apre a sinistra per Diego Lopez, nell'1 contro 1, cerca l'elastico, si rialza poi il numero 10. Pego, Oscar Perez Garzia, Pego buca! Sebastiani, Santo Massimo ruba il pallone, Santo Massimo non ha supporto in attacco. Pizzei, Sebastiani, pallone subito in mezzo, porta vuota, Mastro Pietro, va da Diego Lopez, Oscar Perez, Pablo Sanchez, Diego Lopez, in mezzo Pego, duettano il numero 9 e il numero 10, non trovano la chiave del gol del vantaggio. Pego, controllo e passaggio. Pablo Sanchez di suola, va a sistemarsi poi a destra, riceve e la palla è stupenda per Diego Lopez, azioni da manuale dell'Acting Network. Ora è l'Acting Network che attacca con forza. Pablo Sanchez, Oscar Perez,
Diego Lopez. Oscar Perez Garcia. I numeri del numero 24, Pablo Sanchez. Pego a sinistra per Diego Lopez. Santo Massimo. Conta, devi contare! Di nuovo Santo Massimo fa scorrere sapientemente Pablo Sanchez. Sanchez se ne va, accelera il numero 5, prova a metterla in mezzo. Ci ha messo le gambe Crescenzo. Lopez, Oscar Perez Garcia. Di nuovo Pablo Sanchez, di forza il numero 5, si ferma, cerca la scarico, lo trova in Pego, Pego l'1-2 con Lopez. Oscar Perez Garcia, aggira due avversari, c'è fallo. Pablo Sanchez. Sebastiani lancia lungo. Diego Lopez cerca la palla geniale per Pego, Sebastiani si complica la vita, la porta è vuota. Santo Massimo si è preso il rischio del dribbling, rimessa laterale Fonseca Mendes. Diego Lopez, Oscar Perez Garcia a sinistra, punta l'uomo, cerca la palla nuovamente per Diego Lopez, la stessa che ha mandato in porta il numero 10 nell'1-2 con Pablo Sanchez. Pego ruba la palla, Pego la serve Oscar Perez Garcia, fuori misura. Diego Lopez, Oscar Perez Garcia rischia tantissimo, infatti la perde. Graziani va col destro, murato. Crescenzo, lo scavetto per Graziani. Omar Iglesias Sousa protegge. Lancio lungo a cercare Fonseca Mendes, cerca il controllo difficile, ci riesce il numero 6, gran numero, mette in mezzo il pallone. Santo Massimo, Crescenzo, Oscar Perez Garcia, Diego Lopez, Omar Iglesias Sousa va col sinistro, angolo. Oscar Perez Garcia, azione manovrata dall'Active. Ruba palla il Villa Aurelia. Dall'altra parte la recupera l'Active con Diego Lopez. Diego Lopez a destra, la suolata per Oscar Perez Garcia, quindi Omar Iglesias Sousa, numeri d'alta scuola, grande uscita di Sebastiani che rimane a terra. Non è fallo, l'ha colpito il pallone.
vedo la luce. No, se fanno È fallo. poi è arrivata la pallonata. 4 gol non fa tutto ieri. Dentro gol. Cioè, il mio gli è arrivata una pallonata e l'hanno ucciso. Cambio in porta. Diego Lopez. Quando segnano Diego Lopez. Cerca il numero. Bella palla per Omar Iglesias Sousa. Lo scarico poi a servire forse Feliziani, che se la ritrova, riesce comunque a giocarla. Diego Lopez. Elastico, punta di sinistro, fuori. Santo Massimo. Graziani cerca il controllo, riesce, la protegge Graziani. Diego Lopez, pressione del Villaurelia che non vuole far giocare la team network, che esce però con il palleggio di grande tecnica. Omar Iglesias Sousa, Santo Massimo lo chiude, grande giocata di Santo Massimo, che poi se la porta in avanti potrebbe dare a destra, la dà a sinistra e sbaglia Santo Massimo. Diego Lopez. Fonseca Mendes. Cerca il tunnel. Fortunato poi dentro l'area di rigore, prova il destro. C'è angolo. Santo Massimo. Omar Iglesias Sousa. Fonseca Mendes. Con la punta. Tiro potente ma intuibile. Omar Iglesias Sousa. Diego Lopez di nuovo per Fonseca Mendes, che la mette alta questa volta, non prende la porta. Si ritorna a giocare, torna in porta Sebastiani. Jorge Perez, Feliziani. Omar Iglesias Sousa, Jorge Perez. Fonseca Mendes, Jorge Perez. Grande numero del numero 8, entra addirittura in area di rigore, non la perde mai e poi non serve nessuno, fallo però cumulativo.
Feliziani, Jorge Pérez, Fonseca Mendes, Omar Iglesias Sousa, Feliziani, Santo Massimo, e calcio d'angolo. Sousa, Fonseca Mendes, Jorge Pérez, Passano sto pallone a qualcuno ogni tanto tu, oh. Sebastiani per Santo Massimo, lancio lungo buono per Graziani, Jorge Pérez, Sousa, Pérez, Santo Massimo prova in anticipo, esce palla al piede Santo Massimo, che poi serve il compagno, Fonseca, Sousa, Fonseca, ci prova da lontanissimo, Santo Massimo, lancia per Graziani, Rapino, cerca il numero, Ma te sei proprio un coglione! Santo Massimo è pronto a battere il calcio di punizione, uno dei migliori in campo, il numero 6. Attenti, Pizzei, Santo Massimo verso Pizzei, inciampa il numero 10 e allora il pallone per Fonseca e poi per Sousa. Jorge Pérez, Oscar Pérez Garcia, eccolo Oscar Pérez Garcia, cerca il tunnel, quindi Jorge Pérez, esterno per Sousa, è tutto mancino, prova però ad andare sul destro, chiuso da Santo Massimo, che commette fallo secondo l'arbitro. Palla sul secondo palo, Santo Massimo intuisce, ed esce palla al piede, serve Pizzei che va col destro, Mastro Pietro ci ha messo le mani. Altra ripartenza però dell'Active Network che adesso va da quest'altra parte con Oscar Pérez Garcia che viene chiuso. Santo Massimo, Graziani. Santo Massimo di prima intenzione per Graziani, era un buon pallone. Dai, sta pietà.
Fonseca si guadagna spazio, ma le strette maglie del Villa Aurelia gli impediscono di andare, quindi Matteo Graziani Santomassimo lancia male per Pizzei. Pablo Sanchez, Pego sul secondo palo, Pego, ci è arrivato Sebastiani. Oscar Perez Garzia, Jorge Perez Seide nello stretto, la perde nuovamente Santomassimo, fa uscire i suoi, si ferma, forse subisce fallo il numero 6, salta anche un altro avversario, Santomassimo col destro, non ha servito nessuno e ha fatto un grande errore. Sinistro di Crescenzo, e l'Active sta rischiando, oltre a non riuscire a trovare la chiave per rendersi pericoloso. Oscar Perez Garzia, Pego, guadagna campo Pego, a destra trova Oscar Perez Garzia, lo scarico dietro per Pablo Sanchez. Pablo Sanchez è un bruttissimo pallone. Sebastiani, Rapino, Pablo Sanchez, Pego, Jorge Perez, Oscar Perez Garzia, Pablo Sanchez, Sanchez si lancia dentro il salto gol da parte del numero 17 del Villa Aurelia. L'Active Network è in vantaggio con molta fortuna. La squadra di Salvicchi si porta sul 2-1. Portiere di movimento per il Villa Aurelia, si tratta del numero 19 Astolfoni. Santomassimo, il numero 6 da per Astolfoni, di nuovo Santomassimo, mette sul secondo palo, il gol è il suo, il gol è di Santomassimo, non l'ha toccato nessuno. 2-2, il Villa Aurelia ha pareggiato dopo appena 30 secondi. Diego Lopez, Pego per Diego Lopez, ha toccato col ginocchio, poi tocca Sebastiani, forse sarebbe uscita, l'angolo battuto rapidamente a cercare Mariano Pego, lo stop di coscia del numero 9, salta l'avversario, va con la punta, quindi Santomassimo cerca Edoardo Crescenzo e trova rimessa laterale. Diego Lopez,
Pego, Lopez, Sanchez, carica il destro Sanchez, la spara lontanissima dai pali. Santomassimo, Pizzei controlla sul secondo palo, cerca l'assist di testa, il sinistro di prima intenzione, direttamente dalle braccia di Mastro Pietro, l'uscita di Santomassimo in anticipo. Diego Lopez, Pego, Lopez, esterno della rete. Sebastiani, Mastro Pietro, Portiere! tunnel di Pego, gioco da terra. Oscar Perez Garcia, Diego Lopez, Pablo Sanchez, Diego Lopez, Pego, il solito numero, Pego! Sebastiano dire no. Ancora Pego. Oscar Perez Garcia, va col destro, poi Pego! Manca la clamorosa occasione all'ultimo minuto. Resta in pressione l'Active. Pablo Sanchez, Santomassimo in anticipo, non c'è fallo. Che cosa? Rapino, Crescenzo, Rapino, Santomassimo, Sanchez, Rapino, Sanchez, Diego Lopez, Mariano Pego, Diego Lopez, Pablo Sanchez, Lopez, Sanchez, ci prova da solo, un minuto di recupero, Pablo Sanchez, tunnel su Rapino, Santomassimo se la porta avanti e subisce anche fallo. Santomassimo, Rapino, spizzone di testa di Pablo Sanchez e poi attenzione al tiro da parte di Crescenzo che quasi si porta sul 3-2 in Villa Aurelia. E allora la ripartenza tentata da Pablo Sanchez che da destra per Diego Lopez, Diego Lopez in uscita Sebastiani, si è accesa la partita e allora Crescenzo trattenuto vistosamente, cartellino giallo per Sanchez. Quinto fallo per l'Active Network. Santomassimo, Rapino, Santomassimo, Crescenzo, salta l'avversario, dà per Rapino, quindi Oscar Perez Garcia, forse l'ultima occasione, l'Active Network va in 3 contro 2, Oscar Perez da sinistra per Pego! L'Active Network passa in 3-2, Pego sul secondo palo, questa volta non ha fallito. L'Active si porta a casa 3 punti con questo gol. Pizzei, Santomassimo, ma termina qui il match, l'Active Network all'ultimo minuto, vince con un gol
di Mariano Pego e rimane più che saldamente in testa alla classifica. Ragazzi, non vengo più io!